segno delle galere della flotta della Serenissima arrivava dal Bosco del Cansiglio. Nel 1548 il Consiglio dei 10 stabilì che la foresta, oggi gestita da Veneto Agricoltura, braccio operativo della Regione Veneto, diventasse il Gran Bosco d'Areme di Sabbarco. Il Cansiglio è stata la culla della selvicoltura, l'origine del concetto moderno di gestione forestale è documentata nei catastici. Un bosco con un piano organizzativo di manutenzione e produzione che dura da 500 anni. Il fortissimo legame tra Venezia e il Cansiglio rientra a pieno titolo tra i momenti celebrativi dei 1600 anni di Venezia. Venezia si occupa dei boschi, li confina, li riserva, li bandisce a volte, ma all'interno di questi boschi agisce soprattutto l'arsenale, quindi sono in funzione dell'arsenale, quelli banditi. Per quanto riguarda gli altri boschi di montagna, sono lasciati al libero commercio del legname e quindi ci lavorano le comunità della montagna che li possiedono e li affittano ai grandi mercanti di legname. La foresta del Cansiglio è un fiore all'occhiello di Veneto Agricoltura. Qual è il ruolo, quale dovrà essere il ruolo in futuro, anche in una visione di montagna sostenibile, di propulsore economico? La foresta del Cansiglio è il fiore all'occhiello della Regione Veneto. Noi dobbiamo esportare questo sistema sostenibile in tutto il resto delle foreste venete. Con Vai abbiamo visto chiaramente cos'è successo con il sistema forestale del Veneto, però non dobbiamo nasconderci che c'era un lento degrado dell'economia forestale che proseguiva da una trentina d'anni. Vai è solo stata una punta dell'iceberg a cui noi dobbiamo assolutamente porre rimedio e lo dobbiamo riporre con tranquillità in ordinarietà, non in emergenza. Noi dobbiamo ricostruire la filiera del legno così come qui in Cansiglio è costruita. Qui la Regione Veneto sta gestendo i boschi con sostenibilità, coltivando i boschi, ripeto la parola coltivare i boschi, che vuol dire tagliarli quando è necessario tagliarli, mantenerli, curarli e sistemarli anche da un punto di vista idrogeologico. Il Bosco del Cansiglio è stato il principale fornitore a Venezia dei remi per le galee. Venezia si è espansa come Repubblica Marinara fin tanto che la galea è stata chiamiamola la capital ship dell'epoca. Ecco, quando poi la galea è andata in disuso, Venezia ha cominciato la sua decadenza, pur utilizzando altri tipi di nave. Quindi nel Bosco del Cansiglio la cosa principale che Venezia interessava era questo discorso di potersi rifornire di remi. Tenga presente che i remi dovevano essere molto grandi, specialmente nell'ultimo periodo delle galee, cioè arrivavano a essere lunghi circa 16-17 metri, quindi pensate un faggio di queste dimensioni si raggiungeva solo dopo 100-120 anni da quando era stato piantato e quindi 5-6 generazioni di boscaioli. È una cosa molto impensabile, diciamo, al giorno d'oggi. Da storico, che cosa può dire studiando quello che è stato e vedendo quello che è oggi? Allora, diciamo questo, quella volta i materiali che si usavano erano essenzialmente materiali naturali. La montagna ci ha insegnato questo: se portiamo economia in montagna la gente rimane in montagna e la montagna poi difenderà la pianura.